E allora per il Tiene il grande Nick Coming, che è venuto a commentare la partita, una partenza un po' difficoltosa mi è sembrata, forse non, loro erano messi bene, dopo come ho detto anche nel commento il Tiene è venuto fuori un movimento pazzesco proprio per disassare un po' la difesa del Requaro, che si era ben piazzata soprattutto all'inizio di gara. Te come l'hai vista, Nicola? Sì, sicuramente i primi minuti di gara sono stati complicati perché sappiamo che loro sono una squadra molto esperta con tanta qualità. Esatto. Ragazzi come Piroli, Peripolli, lo stesso Zambon non hanno bisogno di presentazioni, Zanfi in porta, quindi messi bene, hanno giocato molto di furbizia, lavoravano molto bene sui dietroporta, su qualche cambio di direzione, si vede l'esperienza, il figlio. Noi abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, quindi avendo 8, anzi mi permetto di dire 9 titolari con Paolo Stivanello che è uno di quelli che comunque ruota e fa parte del gruppo, il mister può tenere ritmi molto alti e questi hanno pagato, direi già dopo 10-15 minuti, in particolare nel secondo tempo, al di là dei gol fatti o subiti, Esatto. perché il ritmo imposto dal Tiene è stato decisamente notevole. Sì, notevole. È vero che preparate tutte le partite? Certo. Sempre studiando l'avversario. Assolutamente sì, nel senso che per farlo sapere anche il ai mister ragazzi. sia noi individualmente per curiosità e cultura nostra, ma poi il mister in particolare dettaglia tutte le partite anche degli avversari e poi spesso facciamo anche delle sedute video proprio per vedere, capire cosa viene fatto, in modo che il nostro gioco è quello, le nostre caratteristiche sono quelle, però chiaramente possono leggermente cambiare o avere delle accortezze anche in base a chi ci troviamo poi di fronte il sabato o la domenica. Ma è vero che avete messo un jolly su una partita particolare o è una falsa notizia? Non so se è vero, ma se è vero di sicuro non vengo a dirlo. Molto bene Nicola, allora grazie per l'intervista, una buona serata a tutti voi, in bocca al lupo per i Crepi prossimi il lupo. incontri.